Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Occhi puntati su Gomel, al confine tra Ucraina e Bielorussia, dove fra speranza e anche un po' di scetticismo cominceranno fra poco i colloqui fra Kiev e Mosca per un cessato il fuoco in Ucraina. A Fernette intanto per tutta la notte sono proseguiti gli arrivi di donne e bambini che fuggono dalla guerra, in tutto gli uomini fra i 18 e i 60 anni che sono rimasti in Ucraina, circa 400 per combattere. Allora ci colleghiamo subito con Ferneti, dove c'è il nostro Andrea Perini. A te la linea. Buongiorno dal valico di Fernette a Trieste. Sì, da ieri è un flusso costante di autobus che arrivano dai paesi dell'est, soprattutto Romania, con a bordo persone che sono in fuga dall'Ucraina. Sono circa 400 gli ingressi registrati dalla Polizia di Stato che alle mie spalle, vedete, insieme all'esercito presidia il valico come tutti i giorni. Vengono fermati i pullman, viene chiesta la destinazione e vengono registrati i passeggeri. Non è un'identificazione perché sono soprattutto persone con passaporto biometrico, quindi con libero accesso in Italia e in Europa, chiaramente, oppure addirittura con un permesso di soggiorno valido in diversi stati europei, come ad esempio la Spagna o l'Italia, che sono andati in Ucraina a recuperare i loro familiari, i loro genitori o addirittura i loro figli. Sono quasi tutte donne e bambini in fuga dall'invasione di Putin. Al momento la situazione è tranquilla, circa 400 come detto gli arrivi, siamo saliti anche a bordo di alcuni pullman a farci raccontare quello che succede e come vivono questa situazione. Sono pullman di linea regolari, alcuni proprio dell'Ucraina, altri ad esempio della Polonia o della Romania. Tutti sono nervosi, tutti sono stanchi, ma adesso siamo senza pericolarità, per questo tutto normale, grazie. Siete felici di essere in Italia? In questa situazione non troppo, ma adesso non c'è. No. Non so, se scegliere dove stare adesso, sotto bomba o in Italia, certo che siamo felici. Італії gracias від України, що допомагає нам. Noi andiamo in Spagna, passeggeri, tutto bambini, donne, bambini, sì. A ver, estamos tranquilos, pero después de pasar lo que hemos pasado, pues. E questa mattina i primi profughi ucraini sono arrivati a Udine, sono fuggiti da Odessa e hanno viaggiato per 3 giorni dormendo su mezzi di fortuna. Sono una decina e ora sono ospitati dalla Caritas diocesana. Li ha raggiunti Daniele Paroni che ci racconta la loro storia. E adesso vi raccontiamo la storia di un gruppo che è arrivato alle 4 di questa mattina a Udine. Siamo all'esterno della Caritas. Ringrazio Ima, che è una friulana adottata e di origini ucraine e qui da 13 anni. A che ora sono arrivati? Verso le 4 di mattina siamo andati io e Gianni a prenderli nella stazione di Corrieri. Sono arrivati, siamo portati, un gruppo li ha portato da una signora qua per un paio di giorni a stare in affitto, che lei affitta anche lei. E un gruppo sta da noi anche per un paio di giorni, vediamo come riusciamo a fare tutto. Sì, sono scappati una famiglia, sono scappati per la Romania, hanno dormito in Romania 2 giorni, 2 notti in una macchina e dopo è arrivato un altro autista, li ha portati qua. E questi sono scappati per la Moldavia, sono arrivati in Moldavia, Chisinau, dopo sono preso pullman, sono arrivati tra Romania, Ungheria, Austria, sono arrivati da Tarvisio alle 4 di mattina. Che cosa raccontano di quei luoghi? Cosa raccontano? Raccontano che è massa pericoloso, che loro sono vicino a città Odessa tutti. Raccontano che sì, che sparano, che hanno paura che buttano racchette, bombe, che è un casino. Per organizzare l'accoglienza dei profughi è in corso una riunione in prefettura a Udine. Il direttore della Caritas Don Luigi Gloazzo chiede indicazioni chiare. Ancora Daniele Paroni. Quello che noi aspettiamo è un orientamento preciso da parte dello Stato
che orienti l'accoglienza verso qualcosa di organizzato, anche se il volontariato e quindi il terzo settore deve fare e farà la sua parte. Presto saremo dal viceprefetto e sentiremo da lui come si orienta lo Stato italiano rispetto a queste accoglienze e successivamente ci organizzeremo, cercheremo anche degli alloggi, ma non è molto facile. Ringrazio di cuore quelle famiglie che hanno già messo a disposizione o dicono di mettere a disposizione alcuni appartamenti, però questo non è una cosa semplice, organizzare il privato con il terzo settore, con il pubblico. Ecco, vorremmo capire che cosa dice lo Stato italiano rispetto a queste persone, a queste famiglie. Speriamo che lo risolva in breve dando un permesso umanitario, no? E non facendo fare la trafila lunga delle richieste di asilo. Della guerra in Ucraina e delle conseguenze per i civili ha parlato questa mattina il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Le regioni sono pronte a fare la propria parte per l'accoglienza dei profughi ucraini, lo ha detto ai microfoni di Telefriuli. Da Sacile, Daniele Micheluzzi. Noi già oggi avremo un incontro tecnico fra tutte le regioni e la Protezione Civile Nazionale per organizzare l'accoglienza e l'assistenza anche sanitaria di queste persone. Tutte le regioni, ho sentito proprio nella giornata di ieri, tutti i presidenti di regione hanno dato disponibilità, una massima collaborazione per garantire l'accoglienza di bambini e donne che stanno scappando dall'Ucraina. Su questo penso che lo spirito di solidarietà e di vicinanza al popolo ucraino venga espresso dai territori in modo chiaro e soprattutto fattivo con le organizzazioni delle regioni che si sono già messe in moto. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, come pensate di allestire questa accoglienza? Noi adesso stiamo già ovviamente mobilitando la protezione civile, dal punto di vista tecnico sarà la stessa protezione civile insieme agli organismi preposti nazionali a organizzare gli arrivi. Ad oggi non abbiamo ancora prontezza dei numeri delle persone che verranno in Italia, stiamo parlando comunque di centinaia di migliaia di persone che stanno scappando dall'Ucraina e che ovviamente mi auguro tutta l'Europa possa accogliere e mobilitarsi per tutelare. Come si guarda a questi sviluppi di questi giorni? Mi auguro che si possa tornare nel percorso diplomatico. L'aggressione fatta ad un paese quale l'Ucraina, da un altro paese, la Russia, penso sia inaccettabile. Quindi su questo dobbiamo avere la fermezza per tutelare le libertà dei paesi che esprimono governi frutto di decisioni dei cittadini. Dall'altro ovviamente utilizzare anche l'intelligenza politica per far capire alla Russia che in questo modo rischia di isolarsi dal mondo, di vedere penalizzata la propria economia, il proprio lavoro, le proprie aziende e quindi su questo mi auguro che i miti consigli possano raggiungere tutti e trovare una via d'uscita a questa cosa che si potrebbe tramutare in un dramma globale. È ripartita questa mattina la produzione nello stabilimento delle Fiere Nord di Osopo del gruppo Pittini, ferma da venerdì scorso, uno stop che era stato causato dall'aumento dei costi dell'energia. Nel pomeriggio di ieri 240 dipendenti dell'acciaieria, una delle più grandi del Friuli, hanno ricevuto il messaggio che da oggi rientravano al lavoro e alle 14 di oggi l'azienda ha convocato l'RSU delle acciaierie e del laminatoio e da domani, stando a fonti sindacali, ripartirà l'attività anche del laminatoio. Ancora sui riflessi della guerra sull'economia, perché da stamattina Fincantieri è in un vero e proprio rally in borsa dopo l'annuncio dell'Unione Europea di inviare armi e finanziarne l'acquisto in Ucraina a seguito dell'invasione della Russia. Il titolo del colosso navalmeccanico triestino segna un rialzo del 10,6% a 0,57 euro. Per lo stesso motivo prosegue anche la corsa di Leonardo, che ha segnato rialzi fino al 15,22% a 8 euro. E passiamo alla pandemia, perché da oggi la nostra regione è ufficialmente in zona gialla, anche se i numeri sarebbero da zona bianca. Da oggi il Friuli Venezia Giulia è ufficialmente in zona gialla. Calano i contagi Covid, calano i ricoveri in ospedali e nelle terapie intensive grazie soprattutto ai vaccini. Da domani sarà inoltre possibile prenotare la profilassi con Novavax, il vaccino creato sulla tecnologia delle proteine ricombinate. In pratica un sistema usato da moltissimi anni e che potrebbe convincere anche le ultime sacche di resistenza di chi ha paura a sottoporsi alla profilassi. Le somministrazioni a chi effettuerà la prenotazione da domani inizieranno il 3 marzo e sono previste
previste 20.000 dosi per un target di 10.000 persone, in quanto sono previste 2 inoculazioni a 3 settimane di distanza. Sul fronte della zona gialla in realtà per i vaccinati non cambierà niente, se non la possibilità per i non vaccinati di spostarsi verso altre regioni. Il sistema a colori in ogni caso, anche alla luce delle limitazioni che ha imposto il governo, come l'obbligo vaccinale per gli over 50, è destinato a scomparire con la fine dello stato d'emergenza che il premier Mario Draghi ha fissato al 31 marzo. E vediamo ai numeri di oggi della pandemia appena diffusi dalla Regione. Rimangono sostanzialmente stabili le ospedalizzazioni in Friuli Venezia Giulia in questa fase della pandemia da Covid-19, ma calano sensibilmente i nuovi contagiati. Se da un lato infatti ci sono 15 pazienti in terapia intensiva e 214 persone negli altri reparti, nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 186, a fronte però di solo poco più di 3.500 tamponi tra molecolari e antigenici. Tra le vittime tutte con età superiore agli 83, le vittime tutte con età superiore agli 80 anni, poco più di 18.000 le persone in isolamento domiciliare. E riaprirà venerdì prossimo, 4 marzo, dalle 14 alle 18:30 nella sede della Fiera di Udine lo sportello dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale per chi pur vaccinato o guarito dal Covid non è riuscito ancora a ottenere il Green Pass. Il servizio è riservato ai residenti del territorio ASU-FC o che hanno effettuato la vaccinazione nei suoi centri vaccinali. E siamo alla cronaca. Un operaio impegnato in lavori di sistemazione del tetto di una centralina elettrica è rimasto seriamente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Tramonti di Sopa, proprio poco prima delle 10. L'uomo sarebbe scivolato dalla copertura della struttura dall'altezza di circa 4 metri, soccorso dal personale dell'equipe medica dell'elicottero sanitario, è stato trasferito d'urgenza in ospedale, ha subito diversi traumi alla schiena, alle gambe, ma è sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Una catasta di legna situata all'esterno di un'abitazione di via Bonomea a Trieste, nel cuore della notte, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del capoluogo giuliano. Le fiamme hanno danneggiato l'abitazione ma non hanno causato feriti. I sindaci dei comuni capoluogo del Friuli Venezia Giulia fanno fronte comune per affrontare il caro bollette, rincaro delle materie prime e per condividere esperienze e progettualità per accedere ai fondi del PNRR. Fronte comune dei sindaci delle città capoluogo del Friuli Venezia Giulia per affrontare le emergenze che derivano dal caro energia, dalla carenza e dal rincaro delle materie prime e dall'eccessiva burocrazia. L'idea lanciata dal primo cittadino di Gorizia, Rodolfo Ziberna, è stata accolta dai colleghi di Udine, Pordenone e Trieste. Il primo vertice fra i 4 amministratori si svolgerà nel capoluogo isontino il 9 marzo. E il caro bollette pesa anche sui comuni che corrono il rischio di dover bloccare i bilanci. Come sottolineato da Ziberna, i comuni stanno entrando in competizione tra loro per aggiudicarsi cifre importanti. Solo mettendo assieme esperienze e condividendo progettualità, hanno convenuto i 4 amministratori, c'è la possibilità di risolvere al meglio anche le situazioni più difficili. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Buona giornata.